Amém? Que silêncio. Ti invito a stare in piedi in questo momento per cominciare questo culto in adorazione al nostro Signore Gesù. Questo culto è per Lui e per nessun altro. Quindi io ti invito a preparare il tuo spirito in questo momento, prepararti mentalmente, lasciare fuori tutto quello che ti attormenta, che quello che ti distrae in questo momento e consegnare la tua lode al Signore e adorare il Signore in questo momento. Ti invito a pregare in questo momento, chiedendo al Signore ciò che tu vuoi che Lui faccia nella tua vita questa sera. Amém? Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, Signore. Padre, nós siamo riuniti qua, Signore, un altro sabato, Signore, ma non è un semplice sabato, Signore. Noi sappiamo che questo giorno è un giorno in cui il Signore farà grandi cose in questo luogo. Noi sappiamo, Signore, che questo è un giorno di miracoli, questo è un giorno di meraviglia, Signore. E quindi, Signore, che noi non possiamo essere distratti in questo momento, che il nostro spirito, che la nostra mente, Signore, non possa stare lontana in questo momento, Signore, ma che noi possiamo, Signore, essere qua per adorare, Signore, perché noi siamo riuniti qua soltanto per fare questo, Padre, per adorare il tuo nome, per ringraziarti per quello che il Signore hai fatto, per quello che farai e per quello che tu hai già fatto per noi, Signore, che è darci la salvezza, Signore. Oggi è un giorno meraviglioso, oggi è un giorno, Signore, che noi celebriamo, Signore, questa nuova vita che il Signore ci ha donato tramite la croce del Calvario, Padre. Padre, in nome di Gesù, Signore, che ogni persona questa sera, Padre, possa uscire, Padre, diversa da quello che sei entrata, Signore, ricevendo più della tua presenza, Signore, ricevendo qualcosa in più da te, Signore, più pieni del tuo Spirito Santo, Signore, ancora di più del tuo Spirito Santo sulla nostra vita, Signore. Ricevi la lode della tua Chiesa, Signore, ricevi sì la nostra adorazione, Padre, in nome di Gesù, Signore. Metti i tuoi angeli in mezzo, Signore, a noi lavorare, Signore, per noi, Signore, per la tua Chiesa, a lavorare in noi, Padre, nella nostra vita, Signore, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù. Amém. Alleluia. Tu puoi fare un applauso al Signore? Oh, che stupenda grazia, oh, che sublime amore, hai preso il posto che in croce la vita hai dato tu per darmi libertà. Oh, Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. Del mio peccato che è così forte, il mio amato, il re di gloria, il grande re dei re. Chi scuote il mondo con toni santi, che ci sorprende con meraviglie, il re di gloria, il grande re dei re. Oh, che stupenda grazia, oh, che sublime amore, hai preso il posto che in croce era per me, la vita hai dato tu per darmi libertà. Oh, Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. Chi porta pace in mezzo al caos, chi fa dell'orfano un figlio amato, il re di gloria, il re di gloria, chi
il mondo con la giustizia e come il sole suo volto brilla, il re di gloria, il grande re dei re. Oh che stupenda grazia, oh che sublime amore, hai preso il posto che incrocerà per me, la vita hai dato tu per darmi libertà. Oh Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. Tenho ela yellow, tenho il re che ha vinto la morte, tenho ela yellow, tenho il re che ha vinto la morte, tenho ela yellow, tenho il re che ha vinto la morte, tenho ela yellow. Sublime amor, hai preso il posto che incrocerà, la vita hai dato tu per darmi libertà. Oh Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. Oggi, non so se avete notato, ma noi abbiamo dei visitanti sul pulpito. Quindi oggi la Gabi e John, che cantano e suonano con noi, sono andati in ferie e abbiamo mescolato un po' tutto. Nauan, che è nella tastiera, è andato alla batteria, infatti è Almir che suona tutto e è andato nella chitarra. Abbiamo una visitante che ci sta aiutando oggi, ringraziamo Dio per la sua vita. Lei è una ministra di Lodi in Germania, è venuta qua per fare un documento e noi l'abbiamo azzeccata per il gruppo di Lodi oggi. Tu conoscete già. E il fratello Anderson, che l'abbiamo rubato dal suono. Quindi oggi nel pulpito abbiamo un visitante, però abbiamo visto che abbiamo tanti visitanti anche giù. E quindi in questo momento noi cantiamo ancora un pezzettino di questa canzone. Io vorrei che tu uscissi dal tuo posto e salutassi una persona che tu non conosci. Non il tuo vicino, non il tuo marito, ma una persona che tu non conosci. Amen? Amen? Allora va bene. Oh che stupenda grazia, oh che sublime amore, hai preso il posto che incrocerà per me, la vita hai dato tu per darmi libertà. Oh Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. Tenho ela yellow, tenho il re che ha vinto la morte, tenho ela yellow.
grazia, oh che sublime amor. Hai preso il posto che incrocerà per me. La vita hai dato tu, La Signore, vita hai dato tu, perché oggi noi potessimo avere la libertà. oh Gesù io canto per ciò che hai fatto in me. Applaudo il nome del Signore. Alleluia. Noi ti ringraziamo, Padre, per ciò che hai fatto in me. Noi ti ringraziamo, Signore, per ciò che hai fatto in me, Signore. Noi ti ringraziamo, Padre. Alleluia. Alleluia. Noi vogliamo adorare il tuo nome, che è il nome al di sopra di ogni nome. È un nome, Signore, che non c'è nessun altro che sia pari a te. Noi vogliamo innalzare il tuo nome questa sera. Spirito Santo. Jesus. Sopra di ogni nome, ogni ginocchio si piegherà e dichiarerà che solo tu sei il Signore. Il tuo nome è incomparabile, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, il tuo nome guarisce, il tuo nome trasforma, il tuo nome portaci più vicino a te, il tuo nome, Signore.
belíssimo, é potente, é maravilhoso, é grandioso, é de sopra, é de sopra. Chiari, tu sei invincibile. Orai. Que
Amém, Jesus. Aleluia, Santo. És o teu nome, Senhor. Ah, Espírito Santo. Santo Espírito. Yahvé. E eu me arrendo até a tua presença, Senhor. Me arrendo até, Senhor. Eu me arrendo na tua presença, Senhor. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Eu me arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh. Shaddai, Adonai, Yahweh, io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh. El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh. El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh. El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh. El Shaddai, Adonai. Io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te. Riconosco che
mentre ti adoro, mentre ti adoro, faccio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, faccio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, El Shaddai, El Aleluia. Alleluia. Continue com seus olhos fechados. Continuate con gli occhi chiusi. E abre somente o seu coração nessa noite. Apri soltanto il tuo cuore in questo momento. Não existe nada mais importante Non esiste niente di più importante que a presença de Deus. che la presenza di Dio. Nada. Niente. Então não podemos perder a oportunidade hoje Allora non possiamo perdere l'opportunità oggi de ao menos sair daqui di uscire di qua convictos convinti que hoje eu sentir a presença de Deus. che abbiamo sentito la presenza di Dio. E eu sei Io so que todos nós temos feridas. che tutti noi abbiamo una ferita. Todos nós, em algum momento do dia ou em algum momento da semana, somos ou fomos Tutti noi in un giorno della settimana, un giorno nella nostra vita siamo stati machucados, feriti, ofendidos, offesi, ficamos tristes siamo rimasti tristi, e nós desanimamos. siamo desanimati. Faz parte de nós humanos sentirmos isso. Fa parte di noi umani sentire questo. Mas como eu disse, se temos a convicção da presença de Deus no nosso coração, Ma come ho detto, se abbiamo la convinzione della presenza di Dio nel nostro cuore, essas coisas ficam fáceis de se resolver. queste cose sono facili da risolvere. É só clamar ao Senhor. É só clamar a Deus. Solo chiamare Dio. É só invocar a sua È presença. solo invocare la sua presenza. Hoje o mundo acordou com uma terrível notícia. Oggi il mondo si è svegliato con una terribile notizia. A cidade, La città, ou melhor, o país, a nação de Israel, la nazione di Israele acordou sendo atacada por um grupo terrorista chamado Hamas. si è svegliata essendo attaccata per un gruppo terrorista. E lógico, houve a contra-resposta e Israel já está tomando as medidas para voltar à paz naquele lugar. E Israele sta prendendo le posizioni per far tornare la pace in quella nazione. A guerra cabe aos homens resolver. La guerra rimane agli uomini da risolvere. A Deus se importa que cure essa ferida causada pelo que o homem fez ali atrás. A Dio è importante che Lui guarisca questa ferita che l'uomo ha causato. E nós temos um dever espiritual e moral de orarmos por essa nação. Noi abbiamo un dovere spirituale e morale di pregare per questa nazione. Porque tudo começou lá. É a Terra Santa. Perché tutto è iniziato là, è la Terra Santa. É a nação que Deus escolheu pela sua soberana vontade.
È la nazione che Dio ha scelto per la sua sovrana volontà. Eu quero convidar toda a igreja agora em fazer uma oração à nação de Israel. Io voglio invitare tutta la Chiesa in questo momento a fare una preghiera per la nazione di Israele. Hoje filhos ficaram órfãos. Oggi figli sono rimasti orfani. Hoje pais foram separados, esposos foram separados, foram sequestrados por esse terrorismo. Oggi padri e sposi sono rimasti separati perché sono stati sequestrati da questi terroristi. Famílias possivelmente com um futuro triste. Famiglie che avranno un futuro triste. Mas como eu disse, Ma come ho detto, guerra cabe aos homens. la guerra è dagli uomini. Curar a ferida. Guarire la ferita è di Dio. Vamos orar? Preghiamo in questo Nós vamos momento. orar junto com todo mundo hoje. Preghiamo insieme in questo momento. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo. Pai amado, Deus querido, eu quero nesse momento, Senhor, me juntar a milhões de pessoas em todo o mundo que dobram os seus joelhos para orar em favor da tua nação, aquela que o Senhor escolheu segundo a sua soberana vontade. Pai, ninguém aqui concorda com o que está acontecendo ali. Ninguém aqui gostaria de participar daquilo, pois é algo terrível e nos entristece mesmo estando longe. Mas é triste demais vermos o teu povo sofrer e padecer daquela maneira. Pai, é com esta igreja unida em oração, clamamos ao Senhor, intervenha na nação de Israel, Pai. Traz cura, Senhor, aquela família que está sendo separada nesse momento, aquele menino que um dia vai perceber que perdeu seu pai, que perdeu a sua mãe. Ó Pai amado, derrama um bálsamo, Senhor, de cura sobre as famílias do teu povo. Vem de encontro à necessidade daquela nação que vive tempos, em guerras, em momentos hostis. Pai querido, em nome de Jesus, venha de encontro, intervenha, Deus querido, derrama a tua mão, derrama os teus anjos para acabar definitivamente com aquele momento, Pai. Ah, Deus, queremos juntar as nossas vozes com toda a igreja que nesse exato momento se une em oração em favor ao teu povo. É o teu povo que foi escolhido pelo Senhor. Durante toda a história, Senhor, nós vimos o teu povo te servindo. Em alguns momentos eles se desviaram dos teus caminhos, mas o Senhor ia lá e levantava um juiz para colocar o povo novamente em teus caminhos. Vimos isso acontecer várias vezes, porque o Senhor é misericordioso, o teu amor não tem fim, o Senhor não tem limites em sua misericórdia. Te clamamos mais uma vez, oramos como uma igreja unida que somos, derrama a tua misericórdia mais uma vez sobre o teu povo. Ah, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Somos convictos de que alguma coisa acontecerá naquela nação. Somos convictos. Noi crediamo che qualcosa succederà in quella nazione. Talvez no plano espiritual invisível. Forse nei piani spirituali invisibili. Os teus anjos estão indo nesse exato momento. I tuoi angeli stanno andando in questo esatto momento. Curando aquela criança. Guarendo quel bambino. Curando aquela esposa. Guarendo quella sposa. Curando aquela família. Guarendo quella famiglia. Também te pedimos nessa noite. Noi chiediamo questa sera, Padre, que o Senhor dê sabedoria aos homens que estão direcionando tudo isso. che dê sapienza agli uomini che stanno direzionando tutto questo. E que tudo acabe bem para a glória do Senhor. Che tutto finisca bene per la tua gloria. Em nome de Jesus te pedimos. In nome di Gesù ti chiediamo. Amém. Spesso ni catena sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro.
porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso ogni catena sciolgo, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Amen. Che lo stesso Spirito che oggi ci sta facendo sentire la sua presenza, come abbiamo pregato, possa portare consolazioni in quel luogo, possa fermare questa pazzia e possa portare la stessa consolazione nei cuori delle persone che oggi qua hanno bisogno del calore dello Spirito Santo di Dio nel loro cuore. Amen. Io ti invito a sederti qualche minuto. Volevo invitare qua Gilson, anche Vanessa. Questa famiglia di Dio. Amen. Avete visto Gilson fare questa preghiera in questo momento, ma li avete visti in tanti ambiti in questi ultimi mesi qua in chiesa, no? Vanessa, sapete tutti quanti che loda il Signore nella danza. Gilson e Vanessa hanno montato dal nulla un gruppo di teatro qua in chiesa, e insomma sono veramente all'interno dell'opera. Loro sono una famiglia che da sempre serve il Signore e da 8 mesi sono in questa chiesa circa. La sorella di Gilson qua dietro, l'avete conosciuta prima, oggi è imprestata al gruppo di lode perché anche lei è una ministra, e quella bella signora che oggi vi ha salutato, vi ha abbracciato, vi ha dato un sorriso caloroso quando siete entrati, è la mamma di Gilson. Quindi è tutta una famiglia che veramente serve il Signore. Non li abbiamo mai presentati ufficialmente alla Chiesa, anche se li avete visti un po' dappertutto. Io credo veramente che Dio li abbia portati qua con un proposito, e un proposito che sia portare frutto in questa Chiesa, ma non solo in questa Chiesa, frutto per il regno di Dio. E io voglio chiederti in questo momento di ricevere ufficialmente questa famiglia di operai del Signore in questa casa di Dio. Amen. C'è anche Lorena lì che crescerà e anche lei diventerà parte di questa famiglia che serve il Signore, no? Prego. Abbiamo conosciuto Vanessa e Gilson in questi mesi, si sono fatti conoscere nei loro migliori aspetti, si sono fatti conoscere con sincerità anche nei peggiori aspetti. Li abbiamo conosciuti con simpatia, con amore, e sono qua per accrescere l'opera di Dio in questo luogo. Amen. Diamo qualche avviso di questa settimana. Ringrazio la regia per l'aiuto. Abbiamo il culto in casa, è già prenotato il culto in casa questo mercoledì a casa della nostra sorella Norma. Non vedo la sorella Norma, ma deve esserci. E a casa della sorella Norma mercoledì sera, eccola là, alle ore 8 saremo lì, quindi chi abita nella zona Santa Lucia, Golosine, Borgo Roma eccetera, sono benvenuti mercoledì sera nel nostro culto in casa. Oltre a questo c'è sempre la sala di intercessione che non ci stanchiamo mai di ripetere,
e non ci stanchiamo mai di ripeterlo perché abbiamo il desiderio che questa mezz'ora di preghiera prima del culto che si svolge in questa stanza qua di lato, sappiamo che è una mezz'ora di preghiera che benedice questa ora e mezza, 2 ore di culto. Per questo motivo vogliamo ogni settimana rafforzare il nostro invito. Tu hai la possibilità di venire mezz'ora prima in chiesa, vieni e partecipa di questa sala di preghiera. Amen. Prossimo avviso. Seguitemi. Oggi è l'ultimo giorno, avevamo detto, oggi è l'ultimo giorno delle iscrizioni al nostro corso Seguitemi. Forse non mi sono fatto capire benissimo in queste settimane, lunghe settimane che l'ho presentato, ma voglio rispiegarlo nuovamente. Il nostro corso Seguitemi è un corso che ci parla in parole povere di chiamata. Ci spiega qual è la nostra chiamata, ci fa intendere qual è la nostra chiamata e soprattutto ci fa capire come vivere la nostra chiamata. Quindi tu che hai il desiderio di fare parte dell'opera di Dio in un modo attivo, tu che hai voglia, non lo so, a me piace stare al suono, mi piace stare al mixer, sento bruciare dentro di me che quello è il mio posto, voglio mandare via Anderson e stare io là dietro al mixer, o magari dargli turni, dai, ogni tanto che poverino è sempre là. Allora tu che hai questo desiderio dovresti partecipare a questo corso, perché attraverso questo corso capisci veramente se questa è la strada che Dio ha per te e capisci come vivere questa chiamata. Tu che vuoi stare alla regia, tu che vuoi stare all'accoglienza, fare quei bei sorrisi che ha fatto la nostra sorella questa sera, allora vieni a fare questo corso, partecipa, perché attraverso queste ore che staremo insieme imparerai molto di più su come Dio ti vuole usare. Abbiamo detto che il corso è gratuito, sarà ogni 2 settimane, sarà online, quindi è molto semplice partecipare, ma come è semplice è anche fondamentale per l'opera e per il regno di Dio. Quindi oggi è l'ultima sera per iscrivervi, i fogli per l'iscrizione sono sul tavolino di dietro. Quando finisce il culto, so che vorreste andare tutti adesso, ma non andate adesso, sennò si crea una confusione. Quando finisce il culto andate di dietro e mettete il vostro nome su questo foglio. Amen. Penso che abbiamo un video da passare. Fusion. Let's go! Let the music play. It's time to celebrate. 'Cause it's a pretty day. Let's go! We're so alive. And God is on our side. Yeah, let's go! Amen. Si avvicina il giorno del nostro culto Fusio, il culto dei teens e dei giovani. Voglio vedere le mani alzate di tutte le mamme e i papà dei teens. Eccole qua. Queste mani alzate sono le mani che quel giorno prenderanno il volante della macchina e porteranno i teens qua in chiesa, assolutamente. Sarà una giornata dalle 9 di mattina fino alle 6 di sera in cui staremo insieme, ci saranno delle attività, ci saranno dei giochi, ma soprattutto ci sarà la presenza di Dio e un messaggio speciale per le vite dei giovani e dei teens. Quindi non mancate a questo appuntamento, i genitori possono venire qua, lasciano i bambini, lasciano i ragazzi, i figli e vanno fuori a mangiare al sushi, da Roadhouse, alla ciurascheria. Dove vuole? Ciurascheria ti piace, Paolo? Ma andate a mangiare dove volete, state fuori tutto il pomeriggio e poi li venite a prendere alle 6. Amen. Per i giovani non c'è questo problema, i giovani verranno da soli qua, ok? Penso che siano finiti gli avvisi, sono finiti? Grazie mille. Allora io vi chiedo se possiamo alzarci in piedi, perché in questo momento vogliamo portare le nostre decime, le nostre offerte al Signore. Tu che questa sera hai preparato la tua decima, tu che hai preparato la tua offerta, tu che hai separato la tua primizia, o tu che ti sei sentito in cuore durante questi primi minuti di culto di portare qualcosa alla casa del Signore, sappi una cosa, che tutto ciò che entrerà sarà destinato al meglio per l'opera di Dio. Questo è quello che preghiamo ogni volta che facciamo questo momento, che Dio possa non solamente benedire e consacrare queste offerte, ma che possano essere usate al meglio per la realizzazione dell'opera del Signore. Tu che vuoi oggi offertare con col bancomat, con la carta, ci sarà
la sorella Katia, mi sembra là dietro, missionaria Katia, che ti può aiutare in questo modo. Tu che hai dimenticato i tuoi 2 euro a casa oggi e vuoi portare 2 euro col bancomat, non c'è problema. Qui non abbiamo tasse sulle offerte bancomat, possiamo offrire anche 50 centesimi, possiamo offrire anche 500 euro, non c'è problema, non ci sono tasse lo stesso. Amen. Facciamo una preghiera però per consacrare queste decime, queste offerte, per chiedere al Signore che possa benedire le nostre case. Padre, nel nome di Gesù vogliamo adorarti, Signore, in questo momento con ciò che viene dalle nostre tasche, Dio. Ciò che tu hai messo, Signore, per noi, per la nostra casa, per la soddisfazione dei nostri bisogni, Signore, delle nostre necessità. E noi siamo qua per darti ciò che tu ci hai dato, Signore, una piccola parte della fedeltà che tu hai avuto verso di noi. Io ti chiedo, Padre, che tu possa consacrare questa nostra adorazione e ti chiedo che tutto ciò che oggi entrerà nella tua casa possa essere usato al meglio per la tua opera, Signore, affinché quest'opera possa continuare a prosperare, Signore, non per vantarci, non per ingrandirci, ma perché più anime possono essere raggiunte, Signore, dalla tua parola. Io ti chiedo, Padre, oltre a questo, che tu possa mettere la tua mano su ogni famiglia qua rappresentata, donando prosperità conforme alla tua volontà, ma ancora di più la tua presenza, il tuo amore, la tua unione, il tuo spirito su ogni famiglia qua presente. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. La tua presenza è reale. Qui in mezzo a noi, la tua presenza è reale. Qui in mezzo a noi, io adorerò, io loderò, io mi arrenderò totalmente a te. La tua presenza è reale. Qui in mezzo a noi, la tua presenza è reale. Qui in mezzo a noi, io adorerò, io adorerò, io loderò, io mi arrenderò totalmente a te. Amen. Prima di passare al ministero della parola, volevo fare la presentazione dei nostri visitanti di questa sera. Allora, sono con noi Sandra e Esteban, ok, da dietro, che sono amici di William, e c'è anche Barbara, giusto? Ok. Poi ci sono Gustavo, Adriana e Priscilla, ecco, 3 amici brasiliani. Non ci sono brasiliani qua dentro, vi sentirete dei pesci fuor d'acqua, mi spiace, che hanno trovato la chiesa su internet. Ci fa piacere che siete qua a visitarci questa sera. C'è Claudia, cugina della nostra sorella Laida, lì dietro. Infine ci sono là dietro Lucimar, insieme al pastore Jean, giusto? E al pastore Massimiliano. Pensate al pastore Massimiliano, vi stavo raccontando prima, lui veniva in questa chiesa anni fa, giusto?
E mi ricordo una volta che già non faceva più parte di questa chiesa, sarà stato secondo me il 2012, che era da poco tempo che io venivo in chiesa. Avevamo una congregazione a Parona che era sotto la direzione della missionaria Marinei, della missionaria Sandra in quel periodo, e era stato invitato a predicare, e fino ad oggi mi ricordo che ha predicato sul Salmo 23. È stata una predicazione che mi ha edificato molto, se me la ricordo fino ad oggi, quindi sei veramente benvenuto in mezzo a noi, Massimiliano. Cosa può dire la Chiesa per dare benvenuto a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Siete benvenuti oggi, benvenuti sempre. Il nostro desiderio ogni volta per i nostri visitanti è che possiate in qualche modo tornare a casa questa sera con un po' dello Spirito Santo che ci sta accompagnando in queste mura. Amen. Potete sedervi. Oggi è culto di Santa Cena. E allora, essendo culto di Santa Cena, ho trovato giusto come testo iniziale, come testo... Sendo culto de Santa Ceia, eu achei certo como texto, come testo iniziale, come testo d'oro di questa parola di oggi, como texto inicial, como texto de ouro dessa palavra de hoje, leggere i passi che siamo soliti leggere nel giorno di Santa Cena. ler os versículos que nós lemos todas as vezes no culto de Santa Ceia. Sicuramente dopo li rileggeremo nella ministrazione della Santa Cena. Depois nós vamos reler na ministração da Santa Ceia. Quindi invito la Chiesa a aprire le vostre Bibbie nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, Abrimos nossas Bíblias em 1 Coríntios, capitolo 11, capítulo 11, dal versetto 23. no versículo 23. Amen. Dice così l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento vogliamo chiedere la tua benedizione, Signore, sulla tua Chiesa attraverso il momento della parola. Io ti chiedo che tu possa, Signore, agire conforme alla tua volontà, Signore, nei nostri cuori, trasformando le nostre vite, dandoci un nuovo intendimento, Signore, di come vivere la nostra vita cristiana a partire già da questa sera. Io ti prego, Dio, di purificare me, Signore, perdonare i miei peccati, dell'Andrea, Signore, che tradurrà questa sera, che tu, Signore, possa renderci degli strumenti adatti affinché il tuo Spirito possa da noi arrivare a toccare i cuori di ogni persona qua presente. Io ti prego per questo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Siamo partiti leggendo il testo della Santa Cena. Nós começamos lendo o texto da Santa Ceia.
E voglio fare una domanda alla Chiesa. Gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Che cosa noi facciamo O que nós fazemos quando prendiamo la Santa Cena? quando nós tomamos a Santa Ceia? C'è qualcuno che vuole azzardare una risposta? Tem alguém que quer responder essa pergunta? È proprio una domanda per la Chiesa. É uma pergunta para a igreja. Chi vuole provare a rispondere? Quem quer responder? Ricordiamo la morte di Gesù. Lembramos a morte de Jesus. Giustissimo. Certo. Quando noi facciamo la Santa Cena la facciamo in memoria di Lui, ricordiamo la morte di Gesù. Quando nós pegamos a Santa Ceia, nós lembramos a morte de Jesus. Non facciamo solo questo però prendendo la Santa Cena, facciamo anche dell'altro. Não fazemos só isso pegando a Santa Ceia, nós fazemos outra coisa. Si fanno tantissime cose prendendo la Santa Cena. Nós fazemos tantas coisas quando nós pegamos a Santa Ceia. Cos'altro facciamo? O que nós fazemos? O que mais nós fazemos? Chiediamo perdono. Pedimos Chiediamo perdão. perdono. Bello, bello, giusto. Belo. Chiediamo perdono. Qualcos'altro? Ricordiamo della morte di Gesù. Lembramos da morte de Jesus? Sì. Non serve alzare la mano, potete rispondere. Não precisa levantar a mão, pode responder sem levantar a mão. Cosa facciamo quando prendiamo la Santa Cena? Facciamo così, mettiamo da parte il testo della Santa Cena un attimo Vamos fazer assim, vamos colocar o texto da Santa Ceia do lado. e vi voglio Lado. leggere con voi, Gostaria de ler com vocês. la metteranno qua sul proiettore, dal Vangelo di Matteo, Mateus, capitolo 11, dal versetto 2 al 6. do 2 ao 6. Dice così, Giovanni, parla di Giovanni Battista, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare qualcun altro? Ao ouvir falar das obras de Cristo do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? È una domanda che è molto strana secondo me. Uma pergunta que é muito estranha. Vi spiego perché. Te explico por quê. Perché l'ha fatta Giovanni Battista. Porque fez João Batista. Giovanni Battista, João Batista, per quello che ci raccontano i Vangeli, para aquilo que nos conta o Evangelho, è la prima persona é a primeira pessoa che ha riconosciuto Gesù come il Messia. que reconheceu Jesus como Messias. Tanto pensate che addirittura Giovanni Battista Pensem que João Batista ha riconosciuto Gesù quando era ancora nel grembo di sua madre. reconheceu Jesus quando ele estava no ventre da sua mãe. Per precisare, sia Gesù, Seja Jesus che Giovanni Battista que João Batista erano nel ventre di loro madre. estava no ventre das suas mães. Maria e Elisabetta, Maria e Isabel, che erano le mamme di questi bambini, que eram as mães dessas crianças, erano parenti eram parentes e sono rimasti incinta insieme. e elas ficaram grávidas juntas. E un giorno Maria è andata a trovare Elisabetta E dia Maria foi visitar Isabel. e quando si sono avvicinate, E quando eles chegaram perto, Giovanni Battista, João Batista, da dentro il ventre di sua madre, de dentro da barriga da sua mãe, ha avuto un sussulto, no? ele deu uns pulos, Perché ha riconosciuto in Gesù porque reconheceu em Jesus il Cristo, o Cristo, il Messia. o Messias. Quindi Giovanni Battista Então João Batista sapeva benissimo sabia bem che Gesù era il Messia. que Jesus era o Messias. Pensate che quando Giovanni Battista un giorno stava battezzando sul Giordano, no? Pense que dia, quando João Batista estava batizando no Jordão, Ha visto passare Gesù in lontananza viu Jesus passar de longe e ha chiamato tutti i suoi discepoli lì vicino, mi immagino la scena, no? e chamou todos os discípulos de perto. Eu Ha detto, imagino a cena. vieni, guarda quello là, guarda quello là. Disse: vem, olha aquele. Quello là è l'agnello di Dio Aquele é o Cordeiro de Deus che toglie i peccati del que mondo. tira o pecado do mundo. Quindi Giovanni Então João sapeva benissimo sabia muito bem che Gesù que Jesus era colui che doveva venire, era aquele que tinha que vir. era il Cristo. Era o Cristo. E Giovanni era la persona che Dio aveva preparato per preparare la strada per Gesù. E João era a pessoa que Deus tinha preparado para preparar o caminho de Jesus. E allora perché Giovanni ha mandato i suoi discepoli
a chiedere a Gesù se era lui la persona che stavano aspettando. Então, por que João mandou seus discípulos perguntar se era aquele que eles estavam esperando? Perché Giovanni effettivamente aveva un dubbio. Porque João tinha uma dúvida. E il dubbio non era tanto se Gesù fosse o no il Messia. A dúvida não era se Jesus era ou não o Messias. Il dubbio era sul modo di agire di Gesù, E a dúvida era sobre o modo de agir de Jesus, sulle opere di Gesù. sobre as obras de Jesus. Perché Giovanni sentiva dire che Gesù faceva questi grandi raduni, Porque João ouvia dizer que Jesus fazia grandes aglomeramentos, ma era tutto pacifico. mas era todos pacíficos. Anzi, venivano anche perseguitati dai giudei e dai romani. Eles eram perseguidos dos judeus e dos romanos. E Giovanni Battista aveva un altro pensiero su quello che Gesù doveva fare, E no? João Batista tinha outro pensamento sobre aquilo que Jesus tinha que fazer. Quando Giovanni Battista predicava sulla venuta di Gesù, Quando João Batista pregava sobre a vinda de Jesus, diceva che Gesù arriverà presto, arriverà Gesù, vai chegar logo Jesus, che ha con sé il ventilabro. Il ventilabro è, non so come si traduce, è uno strumento que virá com um instrumento che serve per separare il grano que serve para dividir o grão da il guscio del grano, diciamo. da casca do grão. E il grano è la cosa buona E o grão é a coisa boa. e il guscio è la cosa cattiva, no? E a casca é aquilo que jogamos fora. E Giovanni Battista diceva che dopo che Gesù avrà fatto questa separazione, E João Batista dizia que depois que Jesus tivesse feito essa separação, questo guscio essa casca, lo farà bruciare, ele vai queimar. la brucerà. Ele vai queimar. E quindi Giovanni Battista, no? Então João Batista, Che sicuramente era un abbastanza, forse sarà stato collerico, no? João Batista era muito colérico. Lui pensava che Gesù veniva e faceva veramente un disastro. Ele pensava que Jesus ia vir e ia fazer um desastre. Li avrebbe bruciati tutti quelli che si mettevano contro di lui, no? Ele ia queimar todos aqueles que eram contra ele. Quelle vipere che non si ravvedevano. Aquelas cobras assim, que não se convertiam. E invece Gesù faceva tutt'altro, no? Ao invés de Jesus fazia totalmente diferente. E per questo motivo Giovanni dalla prigione E por esse motivo João da prisão chiama i suoi discepoli chama seus discípulos e dice: vai, andate là da Gesù, e fala: vão até Jesus, state un po' lì con lui, vedete cosa sta combinando mio cugino, fiquem ali com ele e vejam o que ele está fazendo, perché insomma voglio capire come si stanno evolvendo queste situazioni. porque eu quero entender como que está continuando essa situação. E guardate Gesù cosa risponde ai suoi discepoli quando arrivano. E olhem o que Jesus respondeu aos seus discípulos quando ele chegou. Va avanti del versetto successivo dicendo così: Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che udite e quello che vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Jesus lhes respondeu: ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Ovvero Gesù sta dicendo semplicemente così: Jesus está dizendo simplesmente isso. volete convincere Giovanni Battista Vocês querem convencer João Batista che io sto facendo la cosa que giusta, eu estou fazendo a coisa certa? che il Messia è venuto e sta facendo quello per cui è venuto a E que o fare? Messias veio e está fazendo aquilo que ele deveria fazer? Allora andate a testimoniare di me, Então vão e testemunhem de mim. andate a testimoniare di ciò che avete visto e udito, Vão e testemunhem aquilo que vocês viram e ouviram. andate a testimoniare quello che avete vissuto, Vão e testemunhem aquilo que vocês viram. così Giovanni si convincerà Então João vai se convencer che io sono il Cristo que eu sou o Cristo. e sto facendo ciò per cui sono Que venuto. estou fazendo aquilo para que eu vim. Riapriamo un attimo il cassetto dove avevamo chiuso quei versetti della Santa Cena. Vamos abrir a caixa onde nós colocamos o versículo da Santa Ceia. Quando noi celebriamo la Santa Cena facciamo veramente tante cose. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós fazemos tantas coisas. Chiediamo perdono per i peccati, come ha detto Pedimos Paolo. perdão pelo nosso pecado, como diz o irmão Paulo. Ricordiamo
del sacrificio di Gesù. Nós lembramos do sacrifício de Jesus. Ovviamente noi mangiamo il pane, beviamo il succo che per noi rappresentano il corpo e il sangue di Cristo. Comemos o pão e tomamos o vinho que representa o corpo e o sangue de Cristo. Diventiamo parte dell'essere uni in Cristo, no? Che abbiamo scritto là. Nós nos diventamos parte do sermos um em Cristo. Noi prendendo il corpo di Cristo diventiamo il corpo di Cristo. Quando nós pegamos o corpo de Cristo, nós nos tornamos um. Ma non facciamo solo questo. Mas não fazemos só isso. E Paolo in quei versetti che abbiamo letto E Paulo, nos versículos que nós lemos, ci dice molto esplicitamente quello che stiamo nos diz facendo. muito explicitamente aquilo que nós lemos. Non è una cosa che dobbiamo ricercare, andare a scoprire, è difficile, no? Não é aquilo que nós tivemos que procurar e que está escondido, que é difícil. Versetto 26 di 1 Corinzi 11, l'ultimo che abbiamo letto, dice così. O versículo 26 do 1 Coríntios 11, último que nós lemos, diz assim: Poiché ogni volta che voi bevete da questo calice o che mangiate questo pane, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Ogni volta che noi celebriamo la Santa Cena, Todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia, non stiamo facendo solo e semplicemente tutte le cose che abbiamo detto prima, nós estamos fazendo somente as coisas que nós dissemos antes, ma stiamo anche mas estamos também annunciando il Vangelo di Gesù. anunciando o Evangelho de Jesus. Noi stiamo testimoniando del Vangelo di Gesù, Nós estamos testemunhando do Evangelho de Jesus, della buona notizia di da Gesù. boa notícia de Jesus. La buona notizia di Gesù è il fatto che Dio si è fatto carne, E a boa notícia de Jesus é que Deus se fez carne, è salito sulla croce, subiu sobre a cruz, ha preso tutti i nostri peccati, pegou todos os nossos pecados, ci ha liberato dai nostri nos peccati liberou dos nossos pecados e il terzo giorno è e risorto, o terceiro dia ressuscitou, permettendoci di fare parte dell'eternità nos insieme a Lui. permitindo de fazer parte da eternidade em cima, junto com Ele. Questa è la buona notizia di Gesù, Essa é a boa notícia de Jesus. questo è il Vangelo di Gesù. Esse é o Evangelho de Jesus. E secondo quello che Paolo ci scrive, E segundo aquilo que Paulo nos escreve, ogni volta che noi prendiamo questo pane todas as vezes que nós pegamos este pão e prendiamo questo e calice, pegamos este cálice, noi diventiamo testimoni di nós Cristo. nos tornamos testemunhas de Cristo. Noi annunciamo il Vangelo di Gesù Nós anunciamos o Evangelho de Jesus fino al giorno del suo ritorno. até quando Ele venha. Amen. Amém. Quello che io voglio semplicemente dire questa sera E aquilo que eu queria dizer, simplesmente dizer essa noite, è quello che la Santa Cena ci insegna é aquilo que a Santa Ceia nos ensina, e è quello che Gesù ha fatto quel giorno con i Che- discepoli di Giovanni. é aquilo que Jesus fez naquele dia com os discípulos de João. Gesù ha detto ai discepoli: andate a testimoniare di ciò che avete visto e che avete udito. Jesus disse aos discípulos: vão e testemunhem daquilo que vocês veem. È quello che lo Spirito Santo vuole dire questa sera a questa chiesa. É aquilo que o Espírito Santo quer dizer para vocês nessa noite. Andate a testimoniare di quello che avete visto e di quello che avete udito. Vão e testemunhem daquilo que vocês viram e que vocês ouviram. Gesù vuole che noi siamo suoi testimoni. Jesus quer que nós sejamos os seus testemunhas. Prima Suas testemunhas. prima di salire al cielo, Antes de subir ao céu, Gesù ha chiamato i suoi apostoli Jesus chamou os seus apóstolos. e ha detto: aspettate a Gerusalemme Disseram: esperem em Jerusalém, finché lo Spirito Santo non sarà su di voi. enquanto o Espírito Santo não venha sobre vocês. E quando sarà su di voi, voi riceverete una potenza tale E quando ele vir sobre vocês, vocês vão receber um poder tal, da diventare miei testimoni in tutta la Giudea, la Samaria e fino all'estremità della terra. vocês serão minhas testemunhas em todas as extremidades da terra. Questo è quello che Gesù vuole da noi. Isso é aquilo que Jesus quer de nós. Quel messaggio che Gesù aveva dato ai 12 apostoli non si ferma ai 12 apostoli. Aquele mensagem que Jesus deu aos 12 apóstolos não para nos 12 apóstolos. È per tutti quanti noi. É para todos nós. Tutti quanti noi abbiamo il dovere Todos nós temos o dever di andare a testimoniare di Gesù. de testemunhar de Jesus. Ma che cosa dobbiamo testimoniare di Gesù? Mas o que nós temos que testemunhar de Jesus? Semplicemente quello che Gesù ci ha chiesto di testimoniare. Simplesmente aquilo que Jesus nos pediu para testemunhar. Ai discepoli di Giovanni Gesù ha detto: andate a dire a Giovanni Aos discípulos de João, Jesus disse: vão e digam a João
ciò che avete visto e ciò che avete udito. Aqueles que vocês viram e aquilo que vocês ouviram. Gesù vuole che tu possa raccontare la tua testimonianza. Jesus quer que você possa contar a tua testemunhança. Quanti di noi Teu hanno testemunho. testimonianza da raccontare? Quantos de vocês têm um testemunho para contar? Quanti di noi hanno visto e hanno udito cose grandiose di Gesù nella vostra vita? Quantos de nós ouviram e escutaram coisas grandiosas de Deus sobre na nossa vida? Io vorrei invitare la sorella Goya a salire un attimo qua sul pulpito. Eu queria convidar a nossa irmã Goya para subir aqui um momento no púlpito, Perché la sorella Goya ha una testimonianza da raccontare. porque a nossa irmã Goya tem um testemunho para contar. Ma come la sorella Goya ha una testimonianza da raccontare, Mas como a irmã Goya tem um testemunho para contar, io sono convinto che quasi ogni persona qua dentro abbia una testimonianza da raccontare. eu sou convencido que todas as pessoas aqui têm um testemunho para dar. Io sono convinto che tanti di noi hanno già visto il potere di Gesù nelle vostre vite. Eu tenho certeza que todos nós vimos o poder de Deus na nossa vida. Sentiamo la testimonianza della nostra sorella Goya. Vamos ouvir um testemunho da nossa sorella Goya. A paz da igreja, Pace, fratelli. a paz a tutti. Pace a Parlo tutti. italiano così parlo. Sì. Pace a tutti. E ho poco testimonio perché ne ho tanto, ma Ho tante non, testimonianze, tempo non mi permette. non permette il tempo, quindi Mas o vi tempo do não nos quello- permite, quindi vi do quello che ho ricevuto domenica. mas eu queria testemunhar aquilo que eu recebi domingo. E capita sabato, siamo in culto così, abbiamo finito il culto. No sábado nós acabamos o culto E la sorella Marinè mi parlava di predicatrici perché sappiamo già nel digiuno dopo di 21 giorni doveva venire un predicatrice che veniva domenica per te delle donne. e a missionária Marinei me falou dessa predicatrice que ia vir, que depois de 21 dias de oração ela ia receber essa pregadora para o chá das mulheres. Sì, però sabato mi ha detto la sorella che aveva scelto 5 sorelle per digiuno, che mancava uno, allora ho detto ci sto. A missionária Marinei disse que ela tinha escolhido 5 mulheres para jejuar naquele dia, mas faltava uma mulher e ela falou: eu posso fazer isso. E domenica tutto quanto perché io lavoravo di notte, però ho detto vengo a casa del Signore come c'è nel frase di Davide che dico vengo a casa del Signore anche se ne ho tutto a casa, però vengo a casa del Signore perché ho bisogno. E sabato, anche se ero stanca e lavorato tutta la notte, ho detto io vado alla casa del Signore perché voglio andare a casa del Signore, come Davide ha detto io voglio andare a casa del Signore. Allora dopo tutto quanto per preparare mi sono ginocchiata in camera mia chiudendo la porta pregando. E depois disso eu entrei no meu quarto para orar. E per tagliare il giungiun, allora le ho detto Spirito Santo non voglio nulla e voglio andare a casa del Signore, però io voglio la tua presenza, ma non la presenza come di solito arrivo perché trovo la presenza, ma la presenza dove sono anche le sorelle, dove proprio posso vederlo vivo la presenza tua. Eu me ajoelhei e falei: Espírito Santo, eu quero ir na sua casa e eu quero sentir tanto a sua presença, mas uma presença viva. E mi sono arrivata tutto quanto, abbiamo iniziato a pregare qua con la nostra sorella e tutto quanto. Io sono in mezzo, non sono avanti della E eu chiesa. eu era sentada no meio da igreja. E Stavo a un sentada. certo momento, dopo è finito tutto, stiamo pregando e ho chiuso l'occhio, ho detto Spirito Santo, questo è il tuo momento, toccami. E um certo momento eu fechei os meus olhos e falei: Espírito Santo, esse é o teu momento, me toque. E la nostra sorella predicatrice, un certo momento ha passato la mia sorella che è al lato di me e mi è venuto solo, mi ha toccato nella mano praticamente. E la predicatrice, quel giorno, è uscita e è venuta, ha passato davanti alla mia sorella, è venuto e toccò nella mia mano. E sorelle, bisogna proprio vivere il momento perché io gli ho sentito un tocco nella mano e dopo lì quello che ho parlato a casa è quello che mi ha detto, quindi mi sentivo
Bisogna vivere lo Spirito Santo per dirlo, ma quello che ho parlato me la ribadisco tutto. Então, tudo aquilo que eu pedi para o Espírito Santo, eu cheguei aqui e aconteceu. Nós precisamos crer no Espírito Santo. E mi ha fatto un soffio, mi ha detto io non ti conosco, ho detto sì, non mi conosci, mi chiede sì, parlo portoghese, ho detto sì, poi allora da lì ha cominciato a parlare con me e che ho il cuore grande da servire, però la famiglia ancora che mi sta indietro, quello che mi ha spiegato è quello che mi ha passato con me. Ela me falou, eu não te conheço, mas ela falou assim que você tem um coração muito grande, mas a sua família ainda não está junto com você neste lugar. Sì, perché è quello che mi ha detto è vero. Avevo tanto calvario a casa, ma gloria del Signore mi ha sciolto sia catena, la ferita che ho, mi ha riscretato. Glória a Dio che in quel giorno tutte le ferite, tutte le catene che avevo sono cadute per terra. Grazie Dio, non ne ho di più, però bisogna viverlo. Nós precisamos viver mais. Dio è grande, Dio è vivo. Deus é grande, È Deus é vivo vivo. in questa chiesa. Amen. Amém. Amen. E quanti altri di noi hanno testimonianze come quelle della nostra sorella Goia? Quantos de nós temos testemunhos como aquele da irmã Goia? Quanti di noi hanno testimonianze di cure da parte di Dio? Quantos de nós temos testemunhos de curas da parte de Deus? Quante testimonianze abbiamo di benedizioni materiali da parte di Dio? Quantas bênçãos materiais nós recebemos da parte de Deus? Quanti di noi hanno magari comprato casa attraverso un miracolo di Dio? Quantos compraram uma casa através de um milagre de Deus? Quanti hanno comprato un'auto attraverso un miracolo di Dio? Quantos compraram um carro através de um milagre de Deus? Quanti di noi hanno avuto benedizioni di miracoli nella propria famiglia da parte di Dio? Quantos nós recebemos milagres, bênçãos de milagres na nossa própria família? Quanti di noi hanno avuto famiglie restaurate da parte di Dio? Quantos de nós tivemos famílias restauradas da parte de Deus? Quanti di noi hanno avuto figli o parenti usciti da droga o da altri problemi da parte di Dio? Quantos de nós recebemos nossos filhos que saíram das drogas e foram restaurados da parte de Deus? E quanti pochi testimoniano di tutto quello che Dio ci ha fatto? E nós testemunhamos muito pouco daquilo que Deus faz. Gesù ci lascia una parola molto chiara in questo testo. Jesus nos deixa uma palavra muito clara nesse texto. Volete che Giovanni Battista, che sta dubitando, creda? Vocês querem que João Batista, que está duvidando, creia? Allora testimonia di quello che io ho fatto nella tua vita. Então testemunha aquilo que eu fiz na tua vida. Testimonia di quello che hai visto e che hai udito. Testemunha aquilo que você ouviu e você ouviu. Tu conosci qualcuno che oggi dubita? Você conhece alguém que está duvidando? Di sicuro conosci qualcuno che dubita. Com certeza você conhece alguém que duvida. Di sicuro conosci qualcuno che non crede. Com certeza você conhece alguém que não crê. E quante volte hai raccontato la tua testimonianza a questa E persona? quantas vezes você contou a sua testemunhança a essas pessoas? Forse questa è una persona che ha bisogno di una cura nella sua vita Talvez essa pessoa precise de uma cura na sua vida. e non ha più speranze. E não tem mais E esperança. per questo sta entrando anche in Por depressione. isso está entrando em depressão. E sta entrando in problemi, che vuole togliersi la vita o chissà che altre cose. Está entrando em um momento em depressão que quer tirar a sua própria vida. E noi potremmo andare lì e dire: Dio mi ha curato. E nós podemos ir ali e dizer: Deus me curou. Io ho una testimonianza di un Gesù Eu tenho uma testemunhança de um Jesus che un giorno ho pregato que um dia eu orei e il giorno dopo ero curato. e o dia seguinte eu fui curado. E il giorno dopo non avevo più problemi nel sangue. E o dia seguinte eu não tinha mais problemas no E il sangue. giorno dopo il tumore mi era E scomparso. o dia seguinte o tumor me E il giorno sumiu. dopo qualsiasi malattia avessi non c'era più. E o dia seguinte qualquer doença eu tinha desapareceu. E questa nostra testimonianza E essa nossa testemunhança sarà la testimonianza che farà credere a chi dubita, fará com que as pessoas que duvidam, crederanno in Gesù Cristo elas vão começar a crer em Jesus e Cristo. saranno curate da Gesù E serão Cristo. curadas por Jesus Cristo. Ci saranno persone sicuramente dei tuoi conoscenti Tem pessoas entre os que você conhece
che staranno passando per problemi que finanziari. estão passando por problemas financeiros. Ma tu magari hai una testimonianza Mas você talvez tenha uma testemunhança in cui Dio ha già risolto questo problema nella tua em vita. que Deus já resolveu esse problema na sua vida. E basterebbe che tu aprissi la tua bocca E basta que você abra a tua boca perché questa persona potesse sperimentare l'agire di Dio para que nella sua essa vita. pessoa pudesse provar o agir de Deus na sua vida. Forse tu conosci persone che hanno un matrimonio che sta distruggendosi Talvez você conheça uma pessoa que está com o casamento destruído, o che hanno figli in una situazione ou que particolare tem filhos em uma situação particular, o parenti ou parentes. e tu hai una testimonianza di vita E você tem uma testemunhança, um testemunho de vida, di un matrimonio risanato, de um casamento que restaurado, di una famiglia sana, de um casamento, uma família sã, qualcosa che è stato compiuto da Gesù dopo una preghiera. algo que Jesus fez depois de uma oração. E se tu dicessi questa testimonianza a questa persona, E se tu dissesse essa testemunhança a questa persona comincerebbe a credere in Gesù, essa pessoa começaria a crer em Jesus. comincerebbe a provare l'agire di Dio nella sua vita. Começaria a provar o agir de Deus na sua vida. Tante persone non credono perché non sanno, Tantas pessoas não creem porque não sabem, non credono perché non conoscono, não creem porque não conhecem, non credono perché hanno paura di mettere Dio alla prova. não creem porque tem medo de colocar Deus à prova. Ma una delle parole più belle che secondo me ci sono nell'intera parola di Dio Mas uma das palavras mais bonitas que tem na palavra de Deus, la troviamo in Malachia 3:10, nós achamos em Malaquias 3:10, che era un versetto che si usa molto per le decime, no? que é um versículo que nós usamos muito para as Ma ci dà un massaggio ancora più profondo, Mas te dá uma mensagem ainda mais profunda. perché in questo versetto Dio ci dice: mettetemi alla prova. Porque nesse versículo Deus nos diz: me coloquem à prova. Dio vuole che noi lo mettiamo alla prova. Deus quer que nós o colocamos à Dio prova. vuole che noi proviamo il suo potere, Deus quer que nós provamos o seu poder. perché la volta che noi proveremo il suo potere Porque uma vez que nós proveremos o seu poder, e vedremo le grandi cose che Dio può fare veramente nella nostra vita, nós vemos aquilo que realmente Deus pode fazer na nossa vida, noi non potremo più staccarci dall'immenso potere e amore di Dio. nós não deixaremos mais esse imenso poder de Deus na nossa vida. Paolo diceva: chi mi separerà dall'amore di Dio? Paulo diz: quem vai me separar do amor de Chi ti può Deus? separare dall'amore di Quem Dio? vai me separar do amor de Deus? Quando tu vedi e capisci e vivi quanto Dio ti ama, Quando tu entende o quanto Deus te ama, tu non puoi più staccarti da questo você não amore. pode mais distanciar disso. Né la spada, né la tribolazione, né la morte, Nem a niente. espada, nem a tribulação, nem a morte, nada. Niente mi può separare dall'amore di Nada me Dio. pode separar do amor de Deus. Dobbiamo testimoniare di questo Gesù. Nós temos que testemunhar desse Jesus. Testimonia di quello che Dio ha fatto nella tua vita. Testemunha daquilo que Deus fez na tua vida. Non tirarti indietro quando hai la possibilità. Não ficar parado quando você tem a possibilidade. In 2 Pietro 1 versetto 8, Em 2 Pedro 1 versículo 8, Pietro ci dà un'esortazione per tutti noi cristiani. Pedro nos dá um alerta a todos nós cristãos. Un'esortazione per ogni momento della nostra Uma vita. exortação para todos os momentos da nossa vida. Non siate pigri e non No. siate sterili. Não sejam preguiçosos e não sejam estéreis. Non siate pigri nel fare l'opera di Dio. Não sejais preguiçosos no fazer a obra de Deus. Ogni volta che tu puoi mettere la tua testimonianza, Todas as vezes que você pode contar a tua ogni volta che testemunhança. tu puoi mettere la tua parola, Todas as vezes que você pode colocar a tua palavra. non tirarti indietro. Não ficar parado. Cogli l'occasione. Fale. Non essere pigro. Não ser preguiçosos. Compi la chiamata di Gesù. Faz aquilo que Deus te mandou para fazer. Non essere sterile, Não ser ci estéril. dice Pietro. Nos diz Pedro. Una persona sterile è una persona che non può avere figli. Uma pessoa estéril é uma pessoa que não pode ter filhos. E Gesù ci chiama ad avere figli. Mas Jesus nos chama a termos Ci chiama ad avere filhos. molti figli Jesus nos chama a spirituali. ter filhos espirituais. E in che modo noi possiamo avere figli? Em que modo nós podemos ter filhos? Quando noi riusciremo a portare persone a Cristo. Quando nós conseguiremos trazer pessoas a Quando noi Cristo. riusciamo a portare anime a Quando Cristo. nós trouxermos almas ao Senhor. E in che modo portare anima a Cristo? Em que modo nós podemos portar almas ao Senhor? Gesù ce l'ha detto. Jesus nos disse: Andate da Giovanni Battista vão em João Batista e ditegli tutto ciò che avete visto e udito. e digam a ele tudo aquilo que vocês viram e ouviram. Ditegli di come i ciechi vedono. Digam como os cegos veem. Ditegli di come i sordi odono. Digam como os surdos ouvem. Ditegli di come i morti risuscitano. Digam como os mortos ressuscitam. Noi dobbiamo dire di ciò che Dio ha fatto nella nostra vita. Nós devemos dizer daquilo que Deus fez na nossa vida. Ogni miracolo, Todos os ogni milagres, agire di Dio todos
o agir de Deus. Ogni situazione che come è servita a noi può servire agli altri. Cada situação que nos serviu pode servir a outra pessoa. Noi siamo chiamati a raccontarla. Nós somos chamados a contar. Noi siamo chiamati a Nós testimoniare. somos chamados a testemunhar. Non siate pigri, Chiesa Não di sejam Dio. preguiçosos, igreja do Senhor. Non siamo sterili. Não sejam estéreis. Dio ci ha chiamato perché noi possiamo avere figli. Deus nos chamou para termos filhos, Per accrescere la famiglia di para Dio. crescer a família de Deus. Apriamo la nostra bocca. Abrimos a nossa boca. Parliamo di ciò che Gesù ha fatto nella nostra vita. Falamos aquilo que Jesus fez na nossa vida. L'ultimo versetto di quei consigli, Último versículo daquele conselho, quel comandamento che Gesù ha dato ai discepoli di Giovanni Battista, daquele comandamento que Jesus disse aos discípulos de Giovanni dice Batista. così: Diz assim: beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Ogni cosa che Gesù ha fatto nella tua vita, Todas as coisas que Jesus fez na tua vida, non tenerla per te. não guardar para você. Per quanto possa aver benedetto la tua vita, non tenerla per te. Por quanto você pode você sentiu que é uma bênção para tua vida, mas não guardar ela para você. Perché come questa cosa ha benedetto te, Mas como isso abençoou você, può benedire tante persone, vai abençoar tantas pessoas. può tirare fuori persone dalla morte, Vai tirar fora pessoas da morte. può tirare via persone dall'incredulità, Vai tirar fora pessoas da incredulidade. può far venire persone a far parte della famiglia di Vai Dio. fazer com que pessoas venham fazer parte da família de Deus. Io voglio invitarti a alzarti in piedi. Gostaria que você se colocasse de pé. Per concludere questa parola, chiedo al gruppo di lode se può Para salire. concluir essa palavra, eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Che Dio possa mettere in noi questo coraggio, Que Deus possa colocar em nós essa coragem, questa forza essa força di raccontare tutto ciò che Gesù ha de fatto nella nostra contar vita. tudo aquilo que Jesus fez na nossa vida. Mi ricordo un episodio Eu me lembro de um episódio in Atti 4 em Atos in 4, cui Pietro e Giovanni em que Pedro e João, avevano appena fatto una guarigione alle porte del Tempio, eles tinham feito uma cura na porta do templo. e questo ha causato molto scandalo tra i giudei, E isso causou escândalo entre os judeus, perché loro avevano curato una persona nel nome di Gesù. porque eles tinham curado uma pessoa no nome de Jesus. E allora cosa hanno fatto i giudei? Hanno preso Pietro e Giovanni Então o que fizeram os judeus? Pegaram Pedro e João e cominciarono a interrogarli, e começaram a interrogar eles, ma non trovarono niente per accusarli. mas não acharam nada que eles podiam acusá-los. Allora, per concludere questo interrogatorio, i giudei dissero a Pietro e Giovanni: Então, para concluir esse interrogatório, eles disseram a Pedro e João: andate via vão embora e non parlate più di questo Gesù. e não falem mais de Jesus. Non fate più queste cure nel nome di Gesù. Não curem mais o nome de Jesus. Sapete cosa gli hanno risposto Pietro e Giovanni? Sabe o que respondeu Pedro e João? Noi dovremmo ubbidire alla vostra voce Nós temos que obedecer a voz de vocês e non alla voce di Dio, e não a voz de Deus. in quanto a noi E quanto a nós, non possiamo restare in silenzio nós não podemos permanecer em silêncio davanti alle cose che abbiamo visto e che abbiamo udite. diante das coisas que nós ouvimos e vimos. Dio ci ha dato uno spirito di forza e non uno spirito di timidezza. Deus nos deu um espírito de força e não um espírito de Che timidez. questo spirito di forza Que esse espírito de força possa da stasera cominciare a vivere in noi, possa começar a viver em nós. che noi possiamo uscire di qua Que nós podemos sair daqui, cominciando a raccontare le grandi cose che Gesù ha fatto nelle nostre vite. começando a contar as grandes coisas que Jesus fez na nossa vida. Come c'è scritto nel Salmo 126, Como está escrito no Salmo 126. grandi cose Dio ha fatto per noi Grandes coisas Deus fez por nós. e noi viviamo nella gioia. E nós vivemos alegres. Amen. Amém. Amen. Amém. Preghiamo insieme. Oramos juntos. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti questa sera, Signore, per ogni parola che possa aver toccato i nostri cuori. E io ti chiedo, Dio, che tu possa cominciare a distribuire, Signore, su questa Chiesa, su questi tuoi figli, uno spirito nuovo, Signore, donandoci più forza e più coraggio di andare a testimoniare di tutto ciò che tu hai fatto nelle nostre vite. Dacci, Signore, questa gioia di poter raccontare tutte le grandi cose che tu hai fatto per noi, affinché come hanno benedetto noi, possano benedire generazioni e generazioni, che gli increduli comincino a diventare figli della tua famiglia attraverso la testimonianza di ciò che abbiamo visto, di ciò che abbiamo udito, di ciò che tu hai fatto nelle nostre vite. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen.
Alleluia. Alleluia. Glória a Dio, Signore. Grazie, Signore, per tutte le cose che Tu hai fatto, Signore. Alleluia. Alleluia. La luna e le stelle piangono perché il Salvatore è morto sulla croce, suo sangue ha versato per i miei peccati, tutte le mie colpe su di lui. Un ultimo respiro, un ultimo respiro, mentre guardavi il cielo, il sole del mattino si è spento. Una grande battaglia fatta contro la morte e il potere dell'inferno. La terra ha tremato, Il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amore è per sempre. Oh morte, dove sei? Il Re risuscitò, ha vinto contro te. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, la terra ha tremato, il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amore è per sempre. Oh morte, dove sei? Il Re risuscitò, ha vinto contro te. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò.
cantiamo alleluia, lui ha vinto, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, lui ha vinto, innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, risuscitò. Degli operai che servono alla Santa Cena, venite qua. Dice così la parola della Santa Cena: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e che voi bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Ogni volta che noi facciamo questo gesto, noi ci facciamo testimoni di ciò che Gesù ha fatto nelle nostre vite. Se oggi tu ancora non hai una testimonianza da raccontare, se oggi tu non hai ancora visto il sovrannaturale di Dio nella tua vita, fai come ha fatto la sorella Goia in quella giornata. Prega Dio che Dio possa rivelarsi a te in un modo diverso, e sono sicuro che quando tu metterai Dio alla prova, Dio non si tirerà indietro,
ma ti farà vedere le sue meraviglie nella tua vita. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi vogliamo consacrare questo pane, questo succo, Signore, che per noi rappresentano il tuo corpo e il tuo sangue. Io ti chiedo, Dio, che in questa Santa Cena, quando noi prenderemo questi alimenti, noi potremmo farci sentire parte, Signore, del tuo corpo, Signore, del corpo di Cristo. Io ti chiedo, Signore, che noi possiamo essere obbedienti a questo comandamento che tu ci hai dato. Io ti chiedo, Signore, che ogni alimento che noi prendiamo questa sera possa far risvegliare in noi lo Spirito Santo che tu un giorno hai messo in noi. Io ti chiedo, Signore, che prendendo questi alimenti noi possiamo annunciare con verità e gioia di spirito il Vangelo di tuo Figlio Gesù, che è morto e che è risorto per noi. Benedici questa Santa Cena. Ogni persona che è qua presente, facci sentire un nuovo tocco del tuo Spirito questa sera. Amen.
Allora, come testimone del Vangelo di Cristo, io voglio invitarti, prima di prendere questi alimenti, girati verso la persona di fianco a te, fagli vedere questi alimenti che tu hai in mano e digli così: questo è quello che Gesù ha fatto nella mia vita, può farlo anche nella tua. Allora insieme, come Gesù ci ha insegnato, prendiamo questo pane che rappresenta il corpo di Cristo. E dopo il pane prendiamo questo calice che rappresenta il sangue che Gesù ha versato per noi. Oh meu Deus, cantarei com oh meu Deus, todos vão dizer todos vão cantarei com todos vão dizer Meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus. declara a Lui, quão grande é o meu Deus. Cantarei Todos vão
la presenza viva di Gesù Cristo che abbiamo sentito in questo culto, in questa Santa Cena, possa accompagnarci in ogni giorno di questa settimana e di quella a venire. Amen. Prima di concludere il nostro culto abbiamo da festeggiare i nostri compleanni della settimana. Dopo c'è la cucina, quindi non andate via, restate qua, mangiate qualcosa insieme, viviamo un momento di comunione. Ci sono i fogli per l'iscrizione al corso Seguitemi, quindi tu che hai questo desiderio di cominciare a lavorare nell'opera del Signore, metti il tuo nome là. E niente, chi sono i compleanni della settimana? Fabrizia, Lorena, chiamatela Lorena dalla sala dei bambini. La Lorena. C'è qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? A Geuda t'ho vista. Abbiamo un altro compleanno, prego, prego. Facciamo solamente una preghiera, cantiamo tanti auguri, in particolare. E allora chiedo alla Chiesa che possa stendere le mani verso questi nostri fratelli, Lucimar, Fabrizia e la Lolo, che Dio possa benedire questo nuovo anno di vita. Giuseppe, abbiamo un altro, bene, bene. Quanti compleanni a ottobre? Padre, nel nome di Gesù, allora io voglio mettere davanti a te la vita di questi tuoi figli, Signore. Giuseppe, Lucimar, Fabrizia, Lorena. Che tu possa riempire questo anno, Signore, con la tua allegria, con la tua gioia, con la tua salute, Signore, con le tue migliori benedizioni e in particolare con la tua presenza sempre, costantemente vicino a loro. Falli crescere sempre di più nella tua grazia, che possa essere un anno pieno di te. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cante auguri a voi, cante auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Amen. Allora che la benedizione di Dio possa accompagnare anche ognuno di noi, ogni nostra famiglia, ogni nostra casa, che possiamo vivere una settimana piena, piena, piena della presenza dello Spirito Santo nelle nostre vite. Possiamo fare così con le nostre mani, che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che la comunione e l'unione dello Spirito Santo siano con tutti noi, e come uni in Cristo possiamo dire Amen.